sono arrivate 158 candidature più altre 40, siamo quasi a 200 candidature e i posti in lista mi pare che siano molti meno, una cinquantina, quindi comunque la scelta la fa il segretario del partito. Io nel corso di questi anni penso di aver fatto i compiti per casa. Unico tra gli assessori della giunta Zaia a non aver presentato la propria autocandidatura, all'indomani del direttivo regionale della Liga, Giampaolo Bottaccin diventa un caso nel Carroccio Veneto, alle prese con un esercito di candidati ed un futuro che, dicono i sondaggi, vedrà le file dei consiglieri considerevolmente ridimensionate. Bottaccin, più volte in rotta di collisione con i vertici nazionali del partito, snocciola i risultati portati a casa in questi anni, dall'autonomia sull'idroelettrico alle opere di difesa del suolo per oltre 2 miliardi di euro, il piano rifiuti e quello cave e la riforma della protezione civile. Sono stato di gran lunga il più votato del Veneto, perché non ho preso il più alto numero di preferenze, quelle le ha prese Marcato, però ricordo che il mio collegio elettorale è un quarto rispetto a quello di Padova e quindi le mie 9.000 preferenze in un bacino elettorale come quello di una provincia come può essere Padova, credo di aver dimostrato di aver portato qualcosa al partito, no? L'11% degli elettori bellunesi hanno scritto il mio nome 5 anni fa. I compiti per casa mi pare di averli fatti, l'80% del piano triennale delle opere pubbliche del Veneto è fatto da opere di difesa del suolo, cioè, io più di questo non posso dire, dopodiché spetta a Stefani decidere chi vuole candidare. Ed in tempi nei quali si continua a parlare di valori aggiunti per il partito, vedi lista Zaia, Bottaccin si toglie un sassolino dalla scarpa. Può anche essere che qualcuno ritenga che io non sia un valore aggiunto, ma questo lo deciderà il partito, io non entro nel merito di questo.